Sull'Atalanta Poz capì, poi continuò con Juric che è prediletto di Gasperini, che non c'entra una mazza con Gasperini, per me è un downgrade assurdo, non c'entra una mazza, soprattutto se hai fatto quello che hai fatto con la Roma nella prima parte del campionato e hai fatto retrocedere il Southampton, che è stata la peggior retrocessione della Premier League in tutti i tempi. Certo. Chiariamo. Io, Atalanta, che vado in Champions, non prenderei mai uno come Juric, ma mai nella vita. Mai nella vita. Però hanno fatto questa scelta. Li vedo Scusate. molto, molto, molto in discussione, ma questo vuol dire che potrebbe esserci anche una sorta di ridimensionamento anche della squadra, delle cessioni. No, ma questo, scusate, A questo punto spero che Ademola possa venire. Infatti mi introduco diciamo a gamba tesa in questo argomento perché tra tutti i cambiamenti che tra l'altro devono ancora finire perché grazie diciamo, Salvo, ci sono ancora squadre senza allenatore, per essere chiari, però al momento è secondo me la scelta meno sensata fatta fino ad ora, più della scelta Kivu da parte dell'Inter per me, perché sono d'accordo che Juric nella sua storia da allenatore ci sono state annate in cui non ha fatto male, in cui ha fatto delle cose interessanti col Torino, col Verona, siamo tutti d'accordissimo. Siamo tutti d'accordo che per quanto possa essere un allenatore nato sotto Gasperini, non è chiaramente Gasperini e non ha gli stessi risultati. Ma purtroppo veramente, come avete detto sicuramente voi, io la vedo come una scelta di una società che ha deciso di non fare l'upgrade. Punto.